Gran parte del Veneto purtroppo non è coperto dalla banda ultralarga, sia le famiglie che le aziende. TIM è l'azienda più grande del settore che poteva essere il player pubblico o semipubblico nazionale capace di garantire questo per il nostro paese. Attualmente è preda di acquisizioni internazionali, possibili spezzatini e quindi perdere un asset strategico. Altri paesi, penso alla Francia ma non solo, li proteggono adeguatamente, noi invece lasciamo fare il mercato. Per questo la CGIL ha organizzato una tavola rotonda a cui ha preso parte anche la Regione con l'assessore alle attività produttive, per evidenziare come nel nostro paese manchi un piano industriale e quanto sia fondamentale l'importanza strategica delle telecomunicazioni e delle infrastrutture tecnologiche nel modello di sviluppo della nostra Regione. Non c'è nessun piano industriale vero e serio, non si capisce dove vogliamo andare a finire, non si capisce quali saranno le modalità e il rischio è che alla fine a pagare tutto questo conto siano i dipendenti, gli azionisti anche, e sia soprattutto il Paese che continua a perdere margini competitivi importanti, dilapidando patrimoni e spezzettando in mille rivoli aziende che in realtà potrebbero essere dei punti di forza della nostra economia. Proprio come sta accadendo col caso TIM. Impone una seria riflessione sul tipo di capitalismo che vogliamo, non solo nella regione ma nel Paese. Quale ad esempio quale può essere il ruolo delle imprese pubbliche in questa fase, è una riflessione molto seria che va fatta, a quali condizioni recuperare un ruolo per le imprese pubbliche per non ripetere errori commessi in passato o se si possono aprire anche altre possibilità.